I commercianti dicono 1000, l'altro dice 500, l'altro 250. Un po' alla volta ragioniamo. Serve qualcuno che decide. In questo caso il sindaco. Il sindaco di Padova smorza le polemiche attorno al parcheggio che dovrebbe sorgere all'interno dell'area della Prandina. Da una parte i commercianti che protestano chiedendo 1000 posti auto, dall'altra Lega Ambiente che ne vuole meno di 500 per estendere la funzione ecologica dell'area. Poi c'è anche chi vorrebbe il parcheggio interrato, ma in questo caso la risposta di Giordani è chiara. No. Non semplice, no. Il sindaco svela le prossime mosse per stabilire la capienza definitiva del futuro parcheggio. Bisognerà anche testare la sua fruizione una volta diventato a pagamento e così per l'autunno inizieranno i test. Un po' alla volta chiediamo, intanto sarà a settembre, ottobre facciamo pagare, capiamo un attimo, capiamo un'altra cosa importante, capiamo pagando quanta gente va dentro, altra cosa importante. Non è che possiamo permetterci di spendere, anche non sono soldi nostri, spendere soldi e dopo vedere che non funziona. Tanto facciamo pagare, vediamo quanta gente va dentro. Se è successo una cosa, se è insuccesso un'altra.